Buon pomeriggio da parte di Davide Sgroi e Sportisiri dallo stadio Roberto Sorrentino. È la partita valevole per la 23esima giornata, è il derby Accademia Trapani contro Marsala. È praticamente un testacoda nel girone A di eccellenza. Gli ospiti alla cascia delle Licata in seconda posizione a meno 8 hanno bisogno di 3 punti per rimanere col fiato sul collo della squadra prima in classifica. Al contrario, i padroni di casa oggi in maglia granata dovranno far di tutto per vincere e allontanare le zone caldissime della classifica. Ci aspettiamo una partita e un derby caldissimo ad alta intensità. Andiamo a leggere rapidamente le due formazioni, con l'Accademia Trapani che si schiera con Grimaudo in porta, Cammareri e il capitano, poi Genna, Lupo, Haboschi, Campanella, Puleo, Catalano, Idrissu, Ficarrotta e Buongiorno. Rispondono gli ospiti del Marsala con Furnari, Fradella, Mattaliano, Canino, Giardina, Tarantino, Lonigro che è il capitano, Vincenzi, Brasolin, Lobosco e Manno. Si scambiano i saluti le due squadre. Vediamo che andrà a giocare il primo pallone della partita. Marsala, l'abbiamo detto, a quota 42 punti, Accademia 17. Un vero e proprio testacoda, squadra ospite che si schiera in completo total blu, sia maglia che pantaloncini. Padroni di casa invece in completo granata. Attaccheranno da sinistra verso destra dei vostri schermi gli ospiti. C'è Giamanno sul pallone in maglia 99, controlla anche le condizioni del pallone, forse vuole già cambiare l'attaccante del Marsala. Accademia che attaccherà invece da destra verso sinistra. Foto di rito e possiamo cominciare questo match che vede sfidarsi la squadra di Tarantino ai padroni di casa e la squadra di Ignoffo, mister degli ospiti. Primo pallone, lo ripeto, è del Marsala. Manno ancora a testare le condizioni di un altro pallone che gli è stato fornito. Adesso forse va bene, adesso forse tutti contenti, possiamo cominciare questo derby caldissimo. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, comincia Marsala Accademia Trapani con il primo pallone subito recuperato dai padroni di casa. Catalano voleva andare verticale, forse c'era fallo di Idrissu, almeno così voleva la squadra ospite. Poi lancio lungo a cercare la corsa di Manno, facile facile il tocco di Haboschi per le mani di Grimaudo che ha già fatto ripartire l'azione. Pallone dentro da parte di Genna, poi Lupo lotta in mezzo al campo benissimo l'ex Camarat, non si è stato benissimo la sua ex squadra. Adesso Lupo e Campanella sul pallone, Manno lo allontana un po', poi Campanella cerca il lancio lungo per il petto di Genna, chiuso bene, poi ancora a lottare sul laut di destra. Sì, c'è stato fallo di mano da parte di Buongiorno, che però inizialmente avrebbe voluto un fallo ai suoi danni. No, questo chiedeva il numero 11, che però poi è stato sfortunato nel rimpallo. È stato bravo invece Canino ad andarsi a prendere il fallo di mano. Qui era andato a pressare Idrissu l'uscita di Furnari, che però la chiama forte, abbiamo sentito fino a qui, fa sua e fa ripartire l'azione degli ospiti con un lancio lungo un po' nella terra di nessuno, su cui però si è impegnato molto bene Lobosco. Fatto fallo però su Vincenzo Puleo, secondo il direttore di gara, ha messo bene il corpo il numero 7. Lobosco l'ha letteralmente steso e allora Accademia che gira con Haboschi, Campanella, Puleo. Qui sotto la nostra postazione passa ancora bene il 7 e portapalla a girare dall'altro lato. Ancora l'Accademia cerca di sviluppare da sinistra
verso destra con Cammareri. Si era fatto vedere Lupo in mezzo al campo, il pallone non è arrivato, lo Bosco sponda, Manno può provare a ripartire, Boschi bene ad alzare il muro e a partire in contropiede la squadra granata. Area di rigore con il pallone Ficarrotta, prova a rientrare sul suo sinistro, poi si ferma, letto benissimo in fase difensiva da parte di Fradella, che ha messo il corpo davanti al numero 10 e ha guadagnato calcio di punizione. Sul pallone Giardina con Idrissu che ha allontanato un po' la sfera per correggere il punto di battuta. Avanti il pallone, ancora Cammareri con la testa, poi anche Lupo verso Ficarrotta, anticipato ancora una volta bene da Giardina, che chiude in rimessa laterale. Boschi non va lui con le mani ma lascia Cammareri. Lupo verticale subito alta a cercare Idrissu, colpito forse involontariamente addirittura in testa, poi si era impegnato Giardina ma non è riuscito a tenere il pallone in campo. Allora Cammareri con le mani, incontro sempre Lupo, infatti il pallone per il 4 la fa scorrere alla grandissima, prende fallo, ha preso un colpo e c'è calcio di punizione importante. Si arrabbia lo Bosco con il direttore di gara, ha fatto fallo Brasolin. Adesso lo Bosco richiamato e catechizzato dal direttore di gara. Lupo è ancora a terra, si chiariscono i due. Lo Bosco probabilmente si lamenta perché sta ancora pensando al fallo chiamato ai suoi danni su Puleo di qualche istante fa. A suo dire questo era praticamente uguale, nessuno dei due doveva essere fischiato dal direttore di gara, che però ha concesso calcio di punizione e dunque c'è già Ficarrotta sul pallone insieme a Campanella. Sono praticamente salite tutte le torri dell'Accademia. Vediamo chi va. Ficarrotta col sinistro a girare. Furnari lascia scorrere in completa tranquillità. Senza fretta Furnari dal fondo a giocare corto. Ancora Marsala che però si mette un po' in difficoltà da solo. Ficarrotta fa sparire il pallone sempre col suo sinistro, prova a cambiare gioco al lato però in cui c'è un attento Canino. Il pallone termina fuori con Genna che si era provata a impegnare, andare a occupare l'area di rigore sul cross di Ficarrotta e sempre a ripartire dal fondo il numero 1 del Marsala. Furnari già giocato corto, pallone verso Canino, mette bene il corpo, l'attenzione ai suoi compagni, chiama anche il pressing offensivo. Guardate il 32 quanto si impegna. Giro palla a Boschi, si torna da Grimaudo e deve spazzare in cielo. Lo Bosco è contento, il pressing portato da se stesso e dai compagni. Si riparte con la rimessa laterale per pallone verso lo Bosco, grande sponda, occhio a Manno che entra nel rigore, la ripropone dall'altro lato verso Canino, risposta di Grimaudo, prima occasione della partita importantissima per il Marsala. Bellissima la sponda di lo Bosco di testa, Manno con un tocco a cambiare tutto per Canino che dall'altro lato occupa bene l'area di rigore. Col sinistro però non riesce a impensierire Grimaudo perché il suo mancino è partito addirittura messo troppo bene, troppo centrale. La risposta del portiere dell'Accademia è attenta, tanto Idrissu non se ne manda a dire, se non sbaglio con Fradella.
pallone, torna a disposizione dell'Accademia. Cammareri, Ficarotta, bello il triangolo, ancora il pallone dentro proposto verso Idrissu che stoppa, non c'è fallo di mano, si gira il 9, ma calcia fuori. Occasione anche per l'Accademia dopo quella di qualche istante fa del Marsala. Qui però il 9, a differenza di Canino in precedenza, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Attacco che non è nemmeno troppo facile per l'Accademia in questa prima frazione di gioco. Pozzoli in faccia, non è facile andare ad attaccare qui Lo Bosco, ci prova, la salita bene la difesa dell'Accademia, sta per passare Lo Bosco e intanto si ripropone sull'out di destra verso Canino che mette dentro proprio per Lo Bosco, che aveva trovato lo spazio e il tempo per andare a colpire alle parti di Grimaudo. Si era staccato bene il giocatore in maglia 32, infatti adesso si dispera perché sa anche lui che era una bella palla, si poteva sfruttare meglio, era probabilmente troppo avanti rispetto alla traiettoria del pallone di Canino, che comunque aveva messo bene 25 fino ad ora, probabilmente migliore dei suoi. L'unica occasione in questi primi 9 minuti in porta è stata sua, anche questo cross è uscito molto bene al piede del 25. Qui Manno si gira area di rigore, limite dell'area di rigore, poi destro ancora Grimaudo attento sulla botta di Vincenzi, e Marsala però sta cominciando a scaldare i guantoni di Grimaudo, deve rispondere l'Accademia, ci prova con Ficarotta, fermato benissimo ancora dall'ottimo intervento di Fradella che va in post steso, c'è giallo per Puleo, l'ha fermata al limite dell'area, ma Fradella ha fatto un'ottima azione difensiva su Ficarotta, è andato a recuperare palla nel cerchio del centrocampo, ha ribaltato l'azione e si va a prendere una punizione importantissima dal limite dell'area. C'è Lonigro sul pallone insieme a Manno che però adesso si allontana. C'è anche Giardina. Rimangono proprio Giardina e Capitan Lonigro con il mancino, parlottano i due, vediamo chi andrà. Destro e mancino, più una posizione per Lonigro, infatti parte lui a girare. Grimaudo sembrava esserci sulla traiettoria, forse addirittura levato le mani l'estremo difensore in maglia 1 su questa posizione di Lonigro, che però era partita molto bene dal sinistro del 5, che l'aveva fatta passare sopra la barriera, il suo sinistro però sfiora il palo e va sul fondo. Occhio qui a Campanella che si prende un rischio enorme, poi Canino stende Genna, il Lupo vorrebbe il giallo, anche Puleo a protestare con il direttore di gara. Allontana subito le polemiche l'arbitro, soprattutto con Puleo che è stato il primo ammonito del match. Lupo Campanella gira Rabowski, lungo il lancio verso Ficarotta con la testa bene Giardina. Idrissu sulla seconda palla, destro alle stelle, però sta cercando di prendere confidenza con il pallone. Già la seconda conclusione del numero 9, deve però aggiustare certamente la mira, attaccante dell'Accademia. Solito lancio lungo, cercare Lo Bosco e valutare con Campanella alla meglio, però il difensore dell'Accademia Capitan Lonigro spalla la porta, prova a girarsi, trattenuto da Lupo che non lo fa respirare, e allora si guadagna punizione il numero 5. Giardina verticale, Manno prova a girarsi su Campanella, Lonigro di prima a cambiare lato,
poi bene Ficarrotta, vanno addirittura ad anticipare Lonigro, però a servire involontariamente Ficarrotta, prova a ripartire il numero 10, toccato duro da Manno, fa fallo. E allora bene Ficarrotta in questa situazione, bravo a mettere il corpo e a vedere calcio di punizione che batte proprio lui. Giro da Campanella, non va da Puleo ma preferisce Haboschi, verticale il pallone, si lotta in mezzo al campo, l'ha persa Catalano, Idrissu se l'avrà a riprendere, Lupo Haboschi, non gira ancora una volta qui da questo lato da Puleo ma va da Cammareri, Catalano verticale, Ficarrotta rivorrebbe l'8, guadagna rimessa laterale il 10 sulla chiusura di Fradella. Ficarrotta solo nell'1 contro 1 con Lonigro, poi pallone su cui prova in infilarsi Catalano, e ha fatto anche passare bene il cross sotto le gambe di Tarantino, poi Canino si impegna ancora una volta, prova il sombrero sul Lupo che però non ci casca, se la va a riprendere, gran giocata del 4, ancora Lupo steso giù, e qui vorrebbero ancora il cartellino i padroni di casa sul fallo di Brasolin, che come in precedenza Puleo stende al limite dell'area l'avversario. È stato bravissimo qui Lupo a lottare con le unghie e con i denti, ad andarsi a riprendere il pallone sul Canino, che ancora si lamenta perché forse avrebbe voluto un fallo di mano. A detta sua ha provato il sombrero in uscita, terzino destro del Marsala, probabilmente anche un po' esagerato. Lupo che di esperienza ne ha da vendere, non c'è cascato, è andato a recuperare il pallone, bella giocata poi a rientrare sul suo destro, non ha trovato lo spazio per andare a calciare, si è guadagnato un calcio di punizione fondamentale per i suoi, per cercare di andare ad abbattere il muro di 5 giocatori in maglia blu formato da Furnari. Barriera che sembra forse un po' troppo vicina, infatti il direttore di gara sta andando a controllare la distanza, no, la barriera la lascia lì, cambia solo la distanza degli attaccanti dell'Accademia Trapani. Intanto calcia Ficarrotta, barriera piena, esce bene Furnari, poi Canino spara lungo, vorrebbe fallo di mano, non c'è nulla. Brasolin allunga la traiettoria per Vincenzi, pallone che rimane in alto, mano con la testa, Lo Bosco si impegna, strattonato con Lupo che però ha sempre la meglio, esce bene ancora una volta, palla al piede il numero 4 in mezzo a 2, poi esagera e passa Manno, ancora a cercare Lo Bosco, Vincenzi, pallone profondo verso Lo Bosco che si coordina, la sblocca il Marsala, è tutto regolare, ha segnato Lo Bosco che per attitudine sembrava quello più dentro la partita, grandissima la palla in profondità per l'attaccante in maglia 32 e fa gol Lo Bosco, 1-0, l'ha sbloccata il Marsala che è riuscito a riconquistare un pallone giocato male da Lupo che ha esagerato in uscita, palla al piede proprio dopo un contrasto con Lo Bosco, ha cercato di marcarne 2-3, esagerato verso il pallone sulla tre quarti, pallone pericolosissimo perché poi il Marsala ha pulito, ha segnato Lo Bosco, 1-0 per gli ospiti. Sblocca il derby il 32, non poteva far nulla in questa occasione, prima 1 contro 1, Lo Bosco ha incrociato benissimo il destro, un pallone che rimbalzava perfettamente e ha sbloccato la partita. Adesso però l'Accademia deve rispondere. Idrissu mette dentro il numero 9, deviazione, calcio d'angolo, sale l'Accademia, ha deviato Giardina, calcio d'angolo.
Gabri, direttore di gara, va a catechizzare gli uomini vicino a Furnari e batte Ficarrotta dentro il pallone. È uscito proprio Furnari in anticipo, era una palla pericolosissima. Poi qui fallo Idrissu su Tarantino, se non erro. Bene, qui l'esterno mancino a andarsi a prendere calcio di punizione. Il pallone era già stato giocato proprio per lui, ma si deve correggere il punto da cui ha battuto Giardino. Pallone a cercare Vincenzi o Lo Bosco, salta però in mezzo a loro due Campanella, Catalano, pallone verso Ficarrotta, la fa passare, insorge la panchina dell'Accademia Trapani che volevano un fallo di mano. Forse arriva anche un cartellino, sì. Ficarrotta ha rischiato qui Fratella, colpo, mezzo colpo di testa, mezzo colpo di mano. Se ne è accorto per sua fortuna il direttore di gara, e dunque alla fine il giallo è soltanto per il 10 dell'Accademia e il richiamo per mister Tarantino, che adesso va a chiarirsi col direttore di gara. Con le mani Cammareri, incontro Lupo, si è staccato da Manno, ancora il capitano dell'Accademia Trapani, attento Idrissu, era tutto solo e poi il pallone è arrivato sulla testa di Genna, se n'è inserito bene alle spalle della difesa del Marsala. Il 3 però si è trovato il pallone probabilmente troppo attaccato, troppo vicino alla testa. C'è stata una deviazione prima e quindi probabilmente non se n'era nemmeno reso conto, infatti ha colpito in malo modo e ha messo fuori Lo Bosco. Qui si gira, va a lottare con Catalano che vince il rimpallo. Lupo come prima idea andare sempre profondo verso Ficarrotta, il pallone però qui non passa. Tarantino, bella la palla verso Vincenzi, impegna il numero 11, tacco capito da Cammareri, aiutato da Raboschi, poi si nota ancora fallo di Cammareri da di Manno, se non erro, che è rimasto a terra. Adesso essere catechizzato è il dal direttore di gara. Qui è toccato a Tarantino del segno 1 per 1. Il prossimo mi sa voleranno i cartellini. Si è rialzato Manno e va a battere proprio lui il calcio di punizione. Adesso il fischio è una finta, non batte Manno, pallone che arriva dentro. Raboschi a chiudere bene. Ancora rimessa tra la zona offensiva super giù dove è stata battuta la punizione di Manno qualche istante fa. Tarantino proprio verso Manno che di prima va dentro verso Lo Bosco, bell'anticipo di Campanella. Idrissu alla sponda verso Lupo, riparte Catalano, pallone verso Ficarrotta, prova a spostare bene, ci riesce in 10 che è passato, Brasolini alza le mani, Genna in posizione regolare e invece no, segnalazione da parte del guardaline, ma Furnari l'aveva letteralmente ipnotizzato e
Genna ha sbagliato comunque la rete del pareggio. Dai, dai! Occhio Alessio, occhio al taglio! Aspetta! Ugo Giardina, cercare lo Bosco che cerca la seconda palla, Genna invece va da Catalano, Idrissu stoppa, non si gira, appoggia da Cammareri, c'è Catalano per di incontro Ficarrotta, sombrero di Vincenzi, la va a riprendere però il numero 10, da un pallone orizzontale folle, Brasolini ha capito tutto, Manno si gira bene, Crocheta, Raboschi lo stende e prende giallo, il centrale in maglia granata. Bellissima giocata di Manno qui che si è girato, provato poi la croquette, è stato messo giù sul destro-sinistro e anche il 5 viene caricato di cartellino proprio come il suo compagno di reparto Puleo in maglia 7 e quindi anche questo sicuramente potrà pesare nel corso del match. Parte il calcio di punizione di Lonigro, secondo palo, stacca Canino per la sponda, Cammareri a mandare avanti e cercare di far salire i suoi. Lonigro poi con la testa, un'estrema tranquillità da capitano vero, va dal suo estremo difensore. Ancora Lonigro, lungo, però stavolta non è partito nessuno, né Manno né Lo Bosco, chiede scusa l'uomo che fin qui sta decidendo questa partita. Poi campanella facile da Grimaudo che ha già rigiocato da Raboschi. Grimaudo Puleno. Ancora Grimaudo Raboschi. Lungo il lancio verso Idrissu, però non può arrivare alle sue spalle, bene Fratella a schermarlo. Campanella sempre a staccare bene, sempre a staccare nei tempi giusti. Canino andare lungo, questo Brasolin si arrabbia Lupo e va a discutere con il direttore di gara. Non mi è sembrato che Brasolin avesse fatto qualcosa di sbagliato nei confronti di Lupo. Grimaudo Puleo, siamo ripartiti dal fondo per l'Accademia, avanza il 7, un lungo il pallone verticale per Ficarrotta, però si lamenta col compagno, alla non proprio perfetta ed era probabilmente anche in posizione irregolare. Lungo Furnari, testa Canino, poi Catalano, ancora il pallone che non accenna a essere messo giù, ci prova Lupo, però lancia ancora Idrissu. Adesso Cammareri, sì che lui la mette giù dopo il rinvio di Giardina. Da questo lato Ficarrotta, posizione regolare, Canino la mette giù. Insorge il pubblico di casa, non c'è niente, secondo il direttore di gara. Oh, ma che siete venuti a fare, oh? I fenomeni! Arbitro! Due pesi e due misure, La Totta già ammonito, deve stare attento. È rimasto a terra Puleo, adesso la partita si infiamma, Grimaudo mette fuori.
Stai guardando la classifica, stai guardando! Devi essere onesto, devi essere! Oh! 2 bestie in 2 misure! 3 giocatori mi hanno ammonito già! Oh! E loro neanche uno! Ma che cazzo guardi? Vergognati! Ma poi quanto parli, oh! Ma sei venuto per parlare o per arbitrare? Vergognati! Che protesta Non parlare, arbitro! da parte del pubblico di casa. Si è rialzato Cureo, quindi un po' controlla bene Va bene, andiamo! per dire il rimpallo e la rimessa laterale. Dai che è presto ancora, Canino avanti, lo Bosco tra Boschi e Campanella, questa messa in piedi in campo, Ficarrotta sposta alla grande il pallone su Canino anche con il tunnel, ancora il 10, forse spinto, adesso non deve perdere la testa Ficarrotta e anche l'Accademia Trapani. Canino, lo Nigro avanti, Campanella se la va a riprendere in campo e palla lungo da Idrissu che va a arrivare su questo pallone. Si è provato la mossa mister Tarantino con lo scambio di fasce fra Buongiorno e Ficarrotta. Non gioca più, dunque a piede invertito il numero 10. Bosco non è fuori gioco, lancio lungo verso Manno che va a lottare con Pulè, è passato Manno! Tocco sotto e 2-0 Marsala, insorge il pubblico di casa, arrabbiatissimo Genna che prende il cartellino giallo, ma il gol di Manno è tutto buono. Sembrava posizione irregolare di Lo Bosco, giusto dirlo per onor di cronaca. 2-0 Marsala e ancora Lo Bosco importantissimo per i suoi con l'assist decisivo per Manno e fa un tocco sotto bellissimo su Grimaudo, lo batte il 99 e 2-0 per gli ospiti dopo appena 30 minuti e la partita per l'Accademia adesso si fa difficilissima. Guarda qua che vergogna! Non dico le cose difficili, ma magari le cose elementari, oh! Campanella a girare verso Ficarrotta, a puntare Brasolin, Ma che però non ci casca. Ma posa la bandierina e vattene! Ficarrotta, Puleo, adesso si è accesa la partita, molto nervosismo. Ficarrotta non l'ha tenuta in campo. Canino con le mani, movimento di Manno, incontro, palleggio, 99, scalciata Campanella, c'è fallo, già battuto lo Nigro, c'è ancora Manno a terra e la posizione non è giusta. Ancora lo Nigro sul pallone, si fa vedere Mattaliano servito proprio il 28. Ancora lo Nigro, andare avanti da Vincenzi per cercare la sponda verso Manno profondo, prova a impegnarsi il 99, Puleo lo spinge via, si riparte dal fondo con Grimaudo. Campanella, fra le linee Catalano, Idrissu incontro, prova a girarsi, sempre in mezzo a 3 maglie blu, per il numero 9 è praticamente impossibile la vita così. Lo Nigro a girare verso Tarantino, si impegna il laterale mancino, può tenerla in campo però.
Raboschi, Lonigro avanti verso Mannu, non può mai arrivare con questo pallone, allora esce bene Grimaudo, Puleo, Lupo, Cammareri, Buongiorno ancora a tornare dal suo capitano, Lupo, mezzo al campo, verticale Buongiorno, adesso Catalano, anzi scusate, si fa vedere invece Buongiorno profondo, il pallone però torna dietro da Cammareri dentro, ancora a respingere via la difesa del Marsala, movimento profondo di Buongiorno, Idrissu ancora una volta anticipato da parte di Giardina, difficilissimo il lavoro dell'attaccante maglia 9 in mezzo ai tre centrali del Marsala. Qui Puleo, gran tunnel su Brasolini, poi prova la palla profonda verso Idrissu, verticale perfetta e taglia fuori da parte di Pradella che non fa arrivare sulla sfera Idrissu. Si riparte allora dal fondo con Furnari, vediamo se andrà a battere come al solito Giardino, no, stavolta è lontano. Deve batte Furnari, lungo da Canino che salta su Puleo, Mannu anticipato da Raboschi, non può arrivare mai Buongiorno che è tornato nella sua posizione, lo stesso ha fatto Ficarrotta dall'altro lato. Le mani Canino, Lobosco sponda ad anticipare Campanella, la meta 3 del 32, quelli dell'Accademia sono un attimo addormentati. Brasolin, fallo su Campanella, al terzo fallo per Somma, il 31 prende il cartellino fallo. È arrivato il cartellino giusto per farlo su Campanella, adesso va a battere la punizione. Raboschi, ancora Campanella, Lupo, ci sono linee di passaggio e allora si deve tornare da Grimaudo e sale il Marsala. Verso Genna, Canino, grande anticipo con la testa, poi Lonigro, Manno, Loboschi in posizione irregolare, steso, entra anche il 99 da Campanella, il non era dolorante, non c'è fallo per il direttore di gara, si ferma. Guardialino, ora ti faccio vedere le immagini, 17 metri di fuori gioco. Stasera quando vai a casa ti vergogni tu stesso quando vedi le immagini. Cala pure la testa perché sai che qua ci siamo persone per bene. Perché se eri in altri campi a quest'ora staresti zitto. Ora ti faccio vedere le immagini e ti vergogni stasera. Quando ti ritiri a casa ti devi solo vergognare. 17 metri di fuori gioco. Ora ti porto le immagini col tuo commissario capo. Vergogna! Ora a terra Manno. Zoppi che è il 99, autore del gol molto criticato del 2-0 per un probabile fuorigioco di Lobosco che ha messo a segno un gol e un assist, è entrato nel tabellino in entrambi i gol il 32. Si è ripreso forse Manno, adesso si sta facendo curare a bordo campo, ghiaccio spray per lui e rientro in campo. Qui pallone profondo verso Ficarrotta, però non può mai arrivare su questo pallone. Devi solo vergognare. Ti seguirò
quando vai a giocare con la Parma, voglio vedere cosa fai. Se fai il fenomeno pure tu. E la prossima giornata mi pare da campo. Prima, durante e dopo. E ti faccio calare la testa ora, uno spogliatoio, Vergogna! Lungo lancio sul petto Campanella, ma nessuno dell'Accademia sul suo tocco col petto. Poi lo Nigro, Cammareri, verticale Luca Ficarrotta, ancora il 10 a mettere il corpo, a portare avanti con la suola, a girare bene da Leo l'ex Palermo. Ancora il 7 Puleo verso Bongiorno, non c'è fallo, anzi sì, di Mattaliano. L'arbitro era qualche metro. Il calcio di punizione in zona offensiva per Ficarrotta, già sul pallone il 10. Continua a parlare con il tuo collaboratore. Dai, fuori il gioco. Diamo in piedi, diamo pure il nome. Non ti posso fare che ti venga il gioco. Ti vengo a trovare io, e ti faccio calare la testa per tutto. Perché questo è il rispetto che hai. Perché siamo persone per bene. Non interessa queste persone. Chiama lo schema Campanella, vediamo se va lui. Infatti sì, è un tiro verso la porta, per esempio lo fanno, poi destro! Prende gli applausi per aver tentato almeno la conclusione alta. Non è riuscita la squadra granata in questa prima frazione di gioco, mancano 5 al termine, a impensierire Furnari. La testa sempre a svettare Campanella, bella la sponda di Idrissu. Buongiorno, ancora verso Idrissu che sposta, è giallo per Giardina e fa fallo sull'attaccante di maglia 9 che rimane a terra, prova a discolparsi Giardina, ma ormai il giallo c'è. E Idrissu è ancora a terra e Ficarrotta di nuovo il pallone fra le mani. Adesso siamo più vicini al limite dell'area, penso che vada proprio lui a calciare. La distanza! Mi stai fare passi, o no? Si lamenta ancora l'Accademia come in precedenza per la distanza e la barriera del Marsala. Cinque in barriera per Furnari. A Ficarrotta, sinistro, raso terra, non mette il coccodrillo Furnari e pulisce lì Luca Ficarrotta. 2-1, l'Accademia prova a rimettersi in partita con un'invenzione del suo numero 10 dell'ex Palermo. 2-1, un gol importantissimo quando siamo alla fine del primo tempo praticamente. 3 minuti più recupero. Dai Giorgio! Lungo lo Nigro verso Marsala che deve cercare di riallargare la distanza tra 6 avversari. Accademia che adesso sulle ali dell'entusiasmo prova a riprendere la partita.
Batte Lupo sul fallo ben guadagnato da Gen. Campanella, lungo lancio per il tiro di Ficarrotta. Bene Giardina con la testa, Lo Bosco la mette giù in qualche modo, sovrapposizione di Manu, l'ha visto il 32, ancora i due a scambiare. Manu contro uno, lato corte di rigore, finta di andare con il sinistro dentro, poi prova il destro, ancora a cercare Lo Bosco, il pallone passa Brasolin, sponda, Campanella liscio. Che rischio per la difesa dell'Accademia. Uscito Grimaudo. Lupo fra le linee, Buongiorno, bella conduzione palla dell'11 e Ficarrotta, pallone per lui, sulla posizione Cammareri, non c'è più però lo spazio per andare a offendere, allora si gira da Puleo, ancora si torna da Ficarrotta, non c'è posizione irregolare, Ficarrotta per la palla del Cammareri, dentro c'è Idris, tutto solo, vi si è servito, destro alto con Canino che è andato a disturbare il numero 9 benissimo e ha sbagliato un destro abbastanza facile l'attaccante dell'Accademia, che da lì poteva e doveva fare sicuramente meglio, che ha praticamente sul dischetto del rigore. Rigore netto! Rimasta a terra però Idrissu, il colpo da Canino sicuramente ricevuto, bravo però l'esterno in maglia 25 ad andare a disturbarlo, che sarebbe stato un gol facile, quello è l'attaccante Granata. Bravo. Di Idrissu, uno di recupero, se non erro alla segnalazione del direttore di gara di recupero, tornato Idrissu, lungo il lancio di Mattaliano, Traboschi con la testa, Ficarrotta, non arriva, controllato male il rimbalzo, poi Vincenzi incontro Lo Bosco, prova a far salire i suoi, Raboschi a lottare bene, se la va anche a riprendere, poi fallo del giocatore in maglia 32. Occhio che si gioca, occhio che ha sbagliato tutto l'Accademia, si è creato una confusione incredibile, ha battuto velocemente l'Accademia, Lo Bosco il più veloce, il più scaltro, il più intelligente di tutti, si è andato a riprendere, è andato ad attaccare la porta di Grimaudo, tutto buono per il direttore di gara che poi va a morire Cammareri, che ha steso l'attaccante in maglia 32. Punizione dal limite per il Marsala, la punizione in zona difensiva per l'Accademia. Si è trasformato questo pallone, un pallone molto pericoloso per i padroni di casa, ma intelligentissimo in questa occasione Lo Bosco. E adesso punizione Marsala, Manno si allontana, c'è Giardina sul pallone. Direttore di gara, Giardina guarda la porta, giro a destro, barriera piena e finisce qui la prima frazione di gioco. È 2-1 Marsala, con l'Accademia che l'ha riaperta alla fine del primo tempo con una bella punizione di Luca Ficarrotta.
È un'impresa ardua quella alla quale è chiamato il Castrum Favara, che tra le mura amiche dello Seto Broccoleri ospita il Savoia, che a sua volta va a caccia di punti che possono proiettarlo anche in testa alla classifica in base ai risultati degli altri campi dalla 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Partita molto attesa, molto intensa e che parte subito forte per la squadra ospite, che qui sui sviluppi di una palla inattiva cerca la rete ma non la trova con guida. Dall'altra parte si accende il Castrum Favara con questa palla messa in mezzo, l'uscita da parte di Giuliano, poi Varela non riesce a raccogliere il pallone, insiste la formazione di casa con questo tentativo di Eccegoyen che sfila di poco alla sinistra dell'estremo difensore campano. Ancora la compagine di Infantino con questo tiro dalla distanza bloccato in due tempi dal numero 99 del Savoia, che poi opera questo lancio lungo direttamente con i piedi, non riesce a disimpegnare bene la difesa del Savoia e allora viene lanciato in avanti Nussbaumer, che si presenta a tu per tu con Di Silvestro, lo batte per lo 0-1 in favore della squadra savoiarda. A segno il numero 26 in maglia arancione, che sblocca la partita, ma reagisce subito il Castrum Favara e reagisce in questo modo. Allontanato il pallone sui piedi di Scolaro, che fa partire un destro al volo imparabile per Giuliano, e subito 1-1 al Broccoleri. La perla, la magia di Marco Scolaro, ma non si fa a battere il Savoia. Calcio piazzato, colpo di testa vincente da parte di Meola, il numero 8, che nonostante non sia un Marcantonio si fa rispettare, si fa notare e soprattutto la mette alle spalle di Silvestro per la rete dell'1-2, rete che accende definitivamente la compagine allenata da mister Catalano, che qui ci prova con questa conclusione dalla distanza che sibila di poco sopra la traversa, ma poco prima della fine del primo tempo. Altro calcio d'angolo, colpo di testa vincente ancora una volta, questa volta di Ceca, che batte nuovamente Di Silvestro, e 1-3 la mazzata forse definitiva per il Castrum Favara, perché il gol arriva poco prima dell'intervallo di metà partita, ma nella ripresa la squadra di Infantino prova a farsi vedere in avanti. Qui c'è l'iniziativa di Di Paola che cerca di districarsi, poi pallone scaricato indietro per la conclusione da parte di Demin, che sorvola la traversa, alza il proprio baricentro il Favara, crea delle vere e proprie praterie per il Savoia. In questo caso Muñoz Hernandez non riesce ad approfittarne con il contropiede concluso male con la conclusione dalla distanza, e allora il Castrum Favara che ci riprova, questa volta con una conclusione anch'essa da fuori di Salvia, che non trova i pali. Savoia che cerca di affacciarsi nuovamente in avanti alla ricerca del punto del poker, ma c'è una palla gol sprecata in maniera terribile da Guida tu per tu con Di Silvestro. L'ultimo tentativo, uno degli ultimi tentativi, è questo calcio di punizione che si perde davvero di poco sopra la traversa, poi per chiudere in avanti Lomolino con questo cross allontanato in qualche modo da Giuliano, poi non riesce la correzione vincente sotto misura a Čmarek. È l'ultima occasione della partita vinta dal Savoia, che spugna il campo del Castrum Favara e in virtù degli altri risultati vola in testa alla classifica con l'Igia Virtus. Da Sportisiri è tutto, alla prossima! Mannino, uno sguardo in avanti, vicino a lui c'è D'Aleo, però preferisce dialogare con Calagna. Nuovamente per Mannino, siamo dentro l'area di rigore. Mannino, vicino a lui c'è ancora una volta Calagna, poi il cross completamente sballato, probabilmente era un tiro. Baio, pressato da Pisciotta, la sventagliata verso Pierce, la posizione mi sembra regolare, attenzione, indecisione di Rizzuto, intervento in ritardo, calcio di rigore per il Camarat, già a riscattarsi qui dagli 11 metri. È tutto pronto, Pierce contro Rizzuto, la rincorsa, il tiro con il destro, centrale, batte Rizzuto, 1-0 per il Camarat all'11esimo, glaciale Ignazio Pierce. 11esimo centro in campionato per l'attaccante classe 1996. Sciotta, anticipato da Mannino, forse c'era fallo, l'arbitro lascia proseguire. Cracchiolo, siamo sulla tre quarti, ottimo il lancio per Ledesma, ma c'era fuori gioco, aveva segnato il Camarat. Ma Caternicchia potrebbe aspettare la sovrapposizione dello stesso Resto, se preferisce tornare sul destro. Caternicchia, limite, parte il tiro, deviazione, palla centrale. Problema alla spalla, molto dolorante. Intanto si riparte il calcio d'angolo dello Sciacca, Licata, il cross e colpo di testa da parte di Rallo, se non ho visto male. Guadalupo entra sul destro, Guadalupo, la conclusione della distanza, Rizzuto. Aldi
vicino a lui c'è Caternicchia, infatti riceve adesso il pallone Caternicchia, Licata di prima intenzione verso Rallo che è rimasto alzato, poi Concialdi il tiro, miracolo di Dolenti ma c'era fuori gioco. Ottima giocata del numero 5 del Camarat, poi rientra sul mancino, potrebbe calciare, serve però sulla tre quarti Osvaldo, poi Pane, il tiro! Strepitoso gol di Michele Pane per il 2-0 del Camarat, azione perfetta degli ospiti e conclusione imprendibile per Alfonso Rizzuto e il raddoppio di Pane al 25esimo della ripresa. Fischia l'arbitro, il tiro direttamente in porta, telefonato però la conclusione, contrattacco del Camarat, Pereira, uno sguardo e mezzo, siamo al limite dell'area di rigore, il cross è raso terra, bis, manca di poco l'appuntamento con il pallone, buon per lo Sciacca che ha rischiato moltissimo in questa azione. L'anticipo ai danni di Licata, insiste Muratore che prova a fare correre Lio accelera, va sul fondo, Lio mette in mezzo il pallone, Licata subito avanti con Licata il Gemini, ma grandissima azione da parte di Lio. 1-0. Colley, Ovusu, palla in avanti, intercettata, c'è comunque Stassi che tira, conclusione fuori misura di Giorgio Stassi. Colley mette in mezzo il pallone, colpo di testa a mettere fuori da parte di Amato, poi zona tiro per Ovuso che decide di scaricare, Licata, Muratore, pallone sul fondo, qui c'è il colpo di testa, poi attenzione perché Rallo innesca Lupo, posizione regolare, Lupo davanti a Demiere, si divora il gol del pareggio, anticipa Di Vincenzo, poi Ovuso a recuperare, calcia Ovuso, c'è la deviazione che impegna Ilario, col tacco Lio, occhio alla palla lunga a cercare Cammarata, posizione regolare, Cammarata può controllare se la porta fuori, Cammarata uno sguardo al centro, arriva Lupo, velo per Rallo, Demiere quasi spiazzato, sbaglia Seiter, allora riconquista Lupo, Rallo ai 20 metri, Rallo calcia, Demiere in qualche modo, poi arriva Bogliang, Miceli lo anticipa. C'è il calcio di punizione sulla palla Muratore e Seiter, parte quest'ultimo che scodella verso Miceli, colpo di testa, la palla rimane lì, è bravo Ilaria in qualche modo a negare il tap-in, un avversario, cerca compagni, va da Colley, sovrappone Perrone, Colley con il cross, Stassi al volo, la palla che colpisce la recinzione, l'ultima azione del primo tempo. E arriva Di Vincenzo, poi il lancio per la corsa di Colley che si può lanciare in campo aperto, c'è Stassi accanto a lui, palla per Stassi, Stassi! Il 2-0 del Gemini, Giorgio Stassi si sblocca e raddoppia. Per Gullotta che prova a inserirsi, Gullotta col piede Demiere, allarga Licata, palla dentro per Mondino, Mondino in area, Mondino, sterzata, Mondino ancora il dribbling, calcia Mondino sul primo palo, il primo gol in maglia biancorossa per Paolo Mondino, è 3-0. Palla per Licata che può correre in campo aperto, Licata prende il centro, uno sguardo in area di rigore, arriva Veca, per ancora Salmi che cerca di attaccare, palla su Chavez al limite il 20, va a calciare Demiere, la mette fuori dallo specchio e poi Licata completa il disimpegno, arriva Licata, la palla è per lui, cross di Licata dentro a cercare Barri, spalla alla porta, si gira e calcia la palla che dovrebbe aver scheggiato la traversa, è buona per Mondino che la tiene in campo, Mondino l'1 contro 1, Mondino converge, scarico indietro, Licata calcia sopra la traversa il tentativo, Barri, Licata scodella verso l'area Perrone, la palla smanacciata dall'estremo difensore, poi Mondino.
squadra ospite, Lo Bosco sensazionale con un gol e 2 assist trovati, e gol di Mannu poi per gli ospiti, a cui ha risposto una grande punizione genialata di Luca Ficarrotta, maglia 10, vedete sotto la nostra postazione. Si può cominciare con la seconda frazione di gioco e 2-1 Marsala con l'Accademia che deve recuperare lo svantaggio in questo derby sentitissimo. Tantissimi cartellini nel corso del primo tempo. Poi ancora Lo Bosco e riparte nella seconda versione di gioco come ha giocato la prima. Lo Nigro verticale, Manno spalla alla porta, si appoggia ma c'è soltanto Idrissuli che allora gira da Capitan Cammareri. Ancora l'Accademia col possesso, Puleo, Campanella, Faboschi, verticale, Idrissu, non c'è fuori gioco, la sponda per Catalano, avanza con la testa, è uscito bene Mattaliano, poi Puleo mette giù con il rischio, se la va a riprendere Brasolin, Campanella bene a tagliare la strada e poi andare profondo da Genna. Idrissu in area di rigore tutto solo, Genna non fa fallo ma conquista calcio d'angolo e allora parte forte l'Accademia che va a occupare l'area di rigore. Batte Luca Ficarrotta, l'uomo che l'ha riaperta, va con il mancino al numero 10, primo palo, non può arrivare Buongiorno, a terra Raboschi che si lamenta con il direttore di gara per qualche trattenuta, per qualche spinta di troppo. Genna Cammareri, Idrissu la vorrebbe lì, la gioca il 9, mette il corpo su Vincenzi, stende il numero 11, bene Idrissu allora in questa occasione ad essersi staccato dalla sua posizione centrale per andarsi ad allargare, a conquistare fallo, calcio di punizione. Brasolin e Mannu in barriera per Furnari, Campanella a battere, Ficarrotta rimane addirittura come ultimo uomo, scelta strana dell'Accademia, forse ad aspettare il pallone che arriva al limite dell'area, non ci arriva perché Lo Bosco chiude benissimo in calcio d'angolo. Sempre Campanella a battere il piazzato, dentro il pallone, ancora Lo Bosco sul primo palo, poi steso letteralmente da Idrissu e l'ha investito in pieno. Calcio di punizione per il Marsala con Lo Bosco, importante anche in zona difensiva. Lungo Furnari, Marella non arriva con la testa, Boschi si impegna, non c'è fallo di Lo Bosco, Manno a puntare, limite dell'area, Manno non riesce ad andare col destro a giro e allora pallone sul secondo palo di Tarantino, è arrivato Canino, colpo di testa, deviazione, calcio d'angolo, ha attaccato ancora una volta forte il Marsala ed è rimasto a terra invece Raboschi, si tocca la coscia il centralone in maglia granata. Si rialza adesso zoppicante il 5, voleva il fallo ma non c'è nulla e Marsala va ad attaccare. Lo Nigro dentro il pallone, Campanella, si allungano le maglie
in area di rigore. Grabowski ancora a protestare con il direttore di gara, che però quasi lo guarda e se ne va. Voleva far vedere il colpo che ha ricevuto alla coscia. Centrale maglia 5, qui Idrissu, gran palla per Catalano, Giardina a chiudere bene, poi Tarantino si impegna, ma liscia in pieno la sfera il giocatore in maglia 33. Allora Cammareri, forse fallo di mano da parte di Catalano, che però protegge bene, rimpallo con Tarantino e rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Con le mani Cammareri, si muove Ficarrotta, incontro Lupo, non arriva nessuno, solo Brasolin con la testa, poi Magno ad anticipare Cammareri che se la va a riprendere, Giardina a lottare in area di rigore, poi aiutato da Vincenzi, allora prova a ripartire in un contropiede il Marsala, Lo Bosco, sempre super gestione da parte delle 32, a giocare da Magno che prova ad allungare su Grabowski che si prende un rischio. Si rialza il 99, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Lupo, Grabowski, 11-5, però non ha linea di passaggio, là si deve appoggiare da Ficarrotta. Puleo, Ficarrotta, Campanella, pressa Lo Bosco che predica quasi nel buio a livello di pressing, che è lui il primo a portarlo sui difensori dell'Accademia e vorrebbe anche l'appoggio da parte dei suoi compagni. Anni lo fa apposta perché stanno vincendo. Con le mani Canino contro Lo Bosco, stop e si gira, Campanella lascia sempre qualche metro di troppo probabilmente. Canino, secondo palo, ottimo inserimento di Tarantino che mette dentro per Brasolin, grandissimo l'inserimento di Tarantino che tiene questo pallone, lo rimette dentro, Brasolin si inserisce e fa 3-1. Un po' forse troppo ferma, troppo statica la difesa dell'Accademia e il Marsala punisce con Campanella che forse, come avevo detto in precedenza, ha lasciato qualche metro di troppo Lo Bosco per stoppare, girarsi, appoggiare. Bisogna farlo. Poi è arrivato il cross dall'altro lato verso Tarantino, è stato bravissimo a inserirsi nell'area di rigore avversaria, a riproporre dentro il pallone. E 3-1 Brasolin, il più veloce di tutti, mettere dentro il gol che fa tornare a 2 le distanze fra gli ospiti e i padroni di casa, che adesso cerca di rispondere. Idrissu, tunnel bello, poi messo giù da Canino, calcio di punizione. Cerca di accendersi prima che può. Attaccante in maglia 9, fino a questo momento si è visto veramente poco. Sempre Campanella, sempre Ficarrotta sul pallone. Batte proprio quest'ultimo dentro il pallone arcuato. Furnari, bene col pugno. Poi, se non erro, colpisce involontariamente il volto Battagliano. Il suo compagno rimane a terra. Lo scontro tra i due. Si riparte il pallone per Cammareri, aspettando ovviamente che Battagliano e Furnari si siano ripresi.
tutto a posto per i due. Si prepara probabilmente il primo cambio in casa Marsala. Cammareri intanto gioca con le mani. Vincenzi chiude, calcio d'angolo. È corto. Ficarrotta batte, mette dentro. Anticipo perfetto di Giardina. Poi vorrebbe il fuorigioco il Marsala. Lo chiama, l'avete sentito, il centrale in maglia blu. Ficarrotta qui mette forse un pochino in difficoltà Campanella, che si impegna, occhio che perde il pallone, campo aperto per Lo Bosco, la posizione è regolare perché è partito prima del centrocampo, lo insegue Catalano, ancora Lo Bosco, c'è Manno alla sua sinistra, rientra Lo Bosco, ancora a fintare, non riesce più ad allargare, poi per un suo compagno ha perso l'attimo, poi Lo Nigro raso terra, colpito in piedi Drissu che era tornato a difendere, poi Ficarrotta forse un po' troppo fermo in questa occasione. Giardina sposta, Tarantino recupera e si gioca verticale da Vincenzi, spazio per pensare alla conclusione e gira, ma va altissima, se non sbaglio in casa Marsala è pronto Sferruzza. Intanto gioca l'Accademia, controllo sbagliato di Catalano. Vincenzi sta andando a riprendere Catalano, bravo a rimediare all'errore. Allora Hraboschi avanza lui, cerca sempre la palla verticale, ma anzi la vorrebbe, non ha mai il compagno a cui darla e si arrabbia un po' con i compagni. Poi rimessa laterale guadagnata da Cammareri. Esce Manno, maglia 99, l'autore del gol, il momentaneo 2-0, applausi dalla sua panchina, mentre Sferruzza al suo posto. Buona la prestazione di Manno, che anche ha già timbrato il cartellino. Entrambi i gol, i due attaccanti della squadra ospite. E adesso tocca a Giovanni Sferruzza andare a fare il riparto con Lo Bosco. Ficarrotta, scambiare con Cammareri, ancora Vincenzi a chiudere, ancora laterale Granata. Ficarrotta, movimento contro movimento, prova a spostare sul sinistro, non ha più spazio, allora prova ad andare sul destro, prova a isolarsi Ficarrotta, sempre finte di corpo, è passato bene col destro, mette dentro il pallone. Brassolin bene ad allungare la traiettoria, poi Puleo, vediamo se arriva sul destro per la conclusione, invece no, un crozio il suo, su cui nessun compagno maglia Granata può inserirsi, può arrivare. Il pallone termina sul fondo con Furnari tranquillissimo, ovviamente visto il risultato, che va a battere. Pallone a cercare Sferruzza, il primo pallone della sua partita. Hraboschi gli dà il benvenuto. Panella, Catalano, Cammareri, perfetto Campanella, non la può controllare questa palla. Lupo bravo ad essere a riprendere, poi Puleo sbaglia. Lo Nigro, Brassolin, ancora il 31, autore del gol del 3-1. Canino contro Lo Nigro, preferito Mattaliano. Si gira Franella, Tarantino, sovrapposizione di Vincenzi, Tarantino però guarda dentro, invece c'è lo scarico per Lo Bosco. Bene Campanella, che uscita poi a Boschi da Catalano che si addormenta. Lo Nigro a spostare su Idrissu, mette il corpo il 5, bene il capitano in gestione, chiede calma a Giardina. Ancora Lo Nigro, lancio lungo, Hraboschi a chiudere, Lupo a riconquistare, poi svirgola completamente il pallone. Lo Nigro se la vuole andare a riprendere Lupo. Giardina, verticale, Tarantino mette il corpo a lottare con Cammareri, poi rimessa laterale per il Granata. Campanella però sbaglia, Vincenzo a servire Sferruzza, la posizione regolare, appoggio verso Brassolin destro. Occhio a Sferruzza che se la stava andando a riprendere su una respinta non proprio perfetta da parte di Grimaudo. Adesso è un
un momento di estrema difficoltà per l'Accademia che non riesce a uscire. Franella se la va a riprendere, tocco verso Lo Bosco, Campanella bene, e poi Drissu a girare verso Gen, e adesso l'Accademia prova a rimettere un attimo la palla a terra, cercare di mettere un attimo un pochino più di ordine. Ci prova Luca Ficarrotta che l'aveva riaperta su punizione. Poi il gol di Brasolino per il momentaneo 3-1. Campanella bene ancora a portar palla, posizione regolare di Catalano, mette dentro il pallone, Campanella non arriva, grandissima diagonale difensiva di Canino che esulta come se avesse segnato un gol, poi scalciato Ficarrotta da Lo Bosco, calcio di punizione per l'Accademia. Ma Canino qui ha letteralmente salvato praticamente un gol fatto. C'è un cambio, anzi 2 cambi per l'Accademia, escono Gen e Catalano. Vediamo chi entra in campo per la squadra di casa. È entrato sicuramente Oddo, per Gen. Dobbiamo cercare di capire l'altro nuovo ingresso Casa Accademia. Allargato intanto il pallone da Ficarrotta per Cammareri. Lupo ripropone dentro, un pallone su cui prova a inserirsi poi Raboschi, c'è fallo di Vincenzi e Sferruzza va a chiudere in rimessa laterale. Applausi da parte della sua panchina. È entrato Agnello, proprio lui si è guadagnato questa rimessa laterale, la va anche a battere. Puleo, Agnello prova a spostare, chiude Canino, poi Puleo, Boschi si impegna, la tiene in campo, Cammareri non la tiene, Vincenzi a spostare, doppio rimpallo Oddo, perde il possesso e allora Vincenzi verso Lo Bosco, posizione regolare di Sferruzza nella di rigore, ma la posizione irregolare è del 32. Lupo, Sferruzza gli corre dietro, è arrivato dopo il fischio del direttore di gara. Lo Bosco sempre attentissimo, sempre come un falco, si era già andato a prendere il pallone. Oddo, Cammareri, ancora Oddo, riparte la Campanella, Leo, c'è Agnello sulla verticale, preferito Idrissu, si gira il 9 contro tutti, non si guadagna calcio di punizione, ma è fallo al contrario perché cadendo il 9 ha tenuto il pallone con le mani e quindi la punizione è contraria. Lancio lungo all'altro lato, Sferruzza si impegna, sinistro, pallone facile facile per far ripartire l'azione dell'Accademia con Grimaudo. Lupo, Agnello, lancio lungo nella terra di nessuno, c'è solo Furnari, ovviamente mette giù con estrema tranquillità. Comincia il countdown dell'arbitro, nuova regola di 8 secondi del portiere, la conoscete, e va a lungo Furnari, Campanella con il rischio, si va dall'altro portiere Grimaudo che la tiene in campo, occhio però che si è fatto male Grimaudo, probabilmente nello scatto. Problema per il numero 1 dell'Accademia.
Adesso però fare un po' di stretching Grimaudo per capire le condizioni, scattando per andare a cercare di tenere questo pallone. Probabilmente sentite un fastidio, sembra essersi ripreso e ha già giocato da Hrabowski. Proprio Grimaudo ad andare lungo. Idrissu, tocco col petto per Ficarrotta, avanza il 10 ma è sempre sistematicamente raddoppiato. Lonigro lo fa respirare, ancora Ficarrotta, non sa di servire, pochissimo spazio per l'Accademia, ancora Ficarrotta a spostare 2 volte su Lonigro, a girare tutto da Agnello che è salito bene, bella sponda di testa, era fuori gioco però nell'esterno mancino. È arrivato il pallone alla parte di Idrissu, prescindere, fuori gioco o meno. Altro cambio per l'Accademia. Entra Daguanno al posto di Capitan Cammareri. Qui sotto la nostra postazione lo vedete. Lungo il pallone, a lottare Vincenzi che trattiene Hrabowski, quindi calcio di punizione su cui batte Campanella e da quando gioca il primo pallone nella sua partita. Campanella, Grimaudo forse sembra essersi ripreso. Ficarrotta, bella la sponda con il petto, può arrivare Buongiorno, ma il pallone addirittura forse premia involontariamente Daguanno. Tarantino però è più veloce di lui. Oddo non va profondo da Daguanno che era in posizione irregolare, pallone orizzontale complicatissimo, pericolosissimo, anche a Ficarrotta che lo fa su e calcia col sinistro, deviazione, calcio d'angolo. Adesso è il 10, si deve prendere la scuola sulle spalle per cercare di riaprire questa partita. Dentro Ficarrotta, non perfetto il suo cross sul primo palo, spazza via la difesa blu e sale. Campanella profondo per Ficarrotta, bella palla, bella idea sul fondo, il 10 ancora deviato il suo cross dal capitano del Marsala Lonigro e ancora Ficarrotta a battere, ancora lui dalla bandierina. La voleva forse corta Lupo, invece la vuole mettere dentro Ficarrotta, ancora sul primo palo, deviazione ottima di Mattaliano, poi da Guanno ripropone Canino, preso in pieno, grande prestazione da parte del giocatore in maglia 25. Idrissu la vuole lui, spalla alla porta, si appoggia da Guanno che mette ancora dentro, ancora rimpallo con Vincenzi. Da Guanno profondo verso Oddo, spalla a spalla con Fratella, poi colpo di Oddo sul centrale in maglia 24 che rimane a terra, ha preso un brutto colpo. Si ripartirà con il pallone dal fondo per Furnari. Altro cambio, casa Marsala, vediamo chi esce. Brasolin, se non erro, sì, l'autore del gol del 3-1 entra a Rosciglione. Furnari, con le mani da Guanno, Puleo, lungo lancio con la testa Tarantino, Vincenzi anche in rimessa laterale. Lupo, è diventato lui il capitano dopo l'uscita di Cammareri. Ancora a girare
l'Accademia con Hrabosky, Puleo, pochissimi spazi per i Granata, Lupo non va da Hrabosky, va direttamente da Ficarrotta, si deve accendere il 10, punta Tarantino, rientra sul sinistro, lo stand il 33 e fa fallo, calcio di punizione per l'Accademia. Un calcio piazzato potrebbe, ecco, essere forse un alleato per l'Accademia. Proprio da calcio piazzato Ficarrotta nel primo tempo, sullo scadere della prima frazione di gioco, ha trovato il gol che aveva riaperto la partita. Poi Brasolen ancora ad allungare la maglia fra i due Granata. Ancora Ficarrotta, ci riprova da calcio piazzato a girare, palo pieno. Ma che traiettoria, era uscita dal mancino del giocatore in maglia 10, l'ha toccata forse, poi sul pallone riproposto in area di rigore, Furnari è imperfetto, Hrabosky sale in area di rigore e mette dentro il gol del 3-2 dopo l'urlo strozzato in gola sul palo, bellissimo, su una punizione bellissima di Ficarrotta, pallone riproposto in area di rigore, Furnari imperfetto, Hrabosky è il più veloce, 3-2 è salito e ha fatto bene il centralone in maglia 5, ha sfruttato i suoi centimetri, ha sfruttato un'uscita imperfetta di Furnari per riaprire il match, è 3-2. Occhio che la partita è ancora in bilico e l'Accademia ci crede. Ficarrotta qui che giocata del 10 sinistro e Fradella fra una chiusura monumentale, ma Ficarrotta in un minuto ha fatto capire perché è un ex Palermo. Una punizione senza senso e qui una giocata, un controllo a seguire formidabile. Che cosa aveva fatto il 10 e che chiusura di Fradella, letteralmente un gol, ma Ficarrotta con la calamita ha messo giù un pallone con uno stop a seguire senza senso. Qui poi Sferruzza e Puleo hanno sbracciato, se non ho visto male, è rimasto a terra Puleo che ha avuto la peggio e forse voleva anche un cartellino per Sferruzza. I due se ne mandano a dire a distanza. Puleo si presta ancora a Sferruzza e ancora a contatto il 7 e il 9. C'è fallo. Campanella, Hrabosky, l'uomo che ha dato ancora vita all'Accademia. Poi però regala il pallone a Nigro, lo Bosco, grande sombrero sul Lupo, poi senza mezze misure Puleo anche a rischiare un intervento pericoloso. Poi qui Vincenzi trovato in posizione irregolare, gioca Hrabosky. Lupo adesso più di un quarto d'ora più recupero al termine. Sento dire l'Accademia non si deve fare prendere dalla troppa pressione, dalla troppa ansia di andare a buttare il pallone avanti, ma la deve gestire in maniera intelligente se la vuole andare a riprendere. Qui Rosciglione ha provato il pallone verticale per Sferruzza, ma adesso il Marsala fa tantissima fatica da tantissimi minuti, da dopo il gol di Brasolin su per giù non riescono più a riproporsi in avanti dalle parti di Grimaudo i blu. Qui fallo di Nonigro su Oddo, non se ne capacita il capitano del Marsala. Lupo Hrabosky tra le linee, Oddo si muove bene, si gira, occhio che non la deve perdere sul pressing di Nonigro, che però si salva dal cartellino e ci poteva stare. Qui Campanella verticale a Ficarrotta, occhio, può inventare il 10, grande palla per Idrissu e qui
si riscatta dall'intervento un po' imperfetto sul gol del 3-2 di Haboschi. Furnari con la parata su Idrissu, ma Ficarrotta negli ultimi 10 minuti si è acceso, infatti l'Accademia adesso attacca a testa bassa. Qui Oddo, rischio con la gamba alta, ancora Haboschi, benissimo in chiusura. Con le mani Tarantino. Lo Bosco testa, Sferruzza sponda, anche Oddo forse la poteva mettere giù, lo Nigro lo fa, Lo Bosco, Campanella e sponda. Ancora a terra Lo Bosco. Preso il colpo da Campanella. Si è rialzato pallone avanti, stavolta però sbagliato da Giardina. Giro Lupo, da Guanno l'ha tenuta in gioco bene, Haboschi svirgola, Agnello, Canino a mangiarlo di testa, poi pallone dalle parti di Rosciglione, si impegna bene Buongiorno, la recupera, la tiene Puleo Lupo, era venuto incontro Ficarrotta, Pradella però aveva accorciato su di lui e allora ha preferito il lancio lungo, pallone messo giù ancora elegantemente dal numero 10 da Guanno. Idrissu ancora ad appoggiarsi da Lupo, bene con sinistra girata da Guanno, occhio che si fa vedere Ficarrotta sulla sponda, invece da Guanno mette dentro quel pallone Idrissu, controllo perfetto e poi tocco di mano che fa respirare il Marsala. Lungo il lancio di Giardina, non arriva Sferruzza, non arriva Puleo, arriva Lo Bosco alle spalle di Campanella, con il fallo però. Agnello a girare verso Ficarrotta, grande idea, grande palla e grande aggancio come al solito del 10, sovrapposizione di Daguanno, accelera il numero 6, mette dentro sul secondo palo, non c'è nessuno, arriva adesso Agnello con qualche istante in ritardo e allora si appoggia ancora da Puleo, avanza il numero 7 per andare sul fondo, prova a inserirsi in mezzo a Canino e a Lonigro, poi il pallone dalle parti di Lo Bosco e prova a difenderlo, a lottare in mezzo a due, stavolta la perde ancora Agnello, bene, Agnello va a guadagnare calcio di punizione importante ancora per l'Accademia e c'è ancora Ficarrotta sul pallone. Attenzione, perché oggi sta illuminando il Sorrentino fino a questo momento, il numero 10 con un gol e tante giocate ad alta classe. Ancora lui sul calcio piazzato insieme sempre a Campanella, sono loro due che si occupano dei piazzati in casa Granata. Vediamo chi va Campanella che fa girare la conclusione, alta però. Puleo prima di riprendere posizione va a fare il raccattapalle e allora giustamente Giardina va a cercare lì Sferruzza dove non c'è Puleo, bene però Campanella in praticamente tutte sue palle alte, verticale il pallone di Haboschi, Tarantino stavolta anticipa bene Ficarrotta. Da Guanno con le mani Haboschi,
Quanto cazzo parli, oh! Danilo, è là! Con le mani da gol. Punto di battuta da sistemare, si ritorna da Boschi. Preso in pieno lo Bosco. Oddo, Lupo, passa in qualche modo su Vincenzi, ancora il 4, Ficarrotta, tiene in campo Boschi, taglia la strada, non si sono capiti due. Puleo, Campanella, Boschi, verticale, Daguan, di prima vuole andare verso Ficarrotta, Tarantino. Adesso un po' nervoso lo Bosco, che va comunque a lottare e a fare fallo sul Lupo. Giallo per il Francalò, che era nervoso e si era visto. Vai dentro, Vito! Sul pallone Ficarrotta. Un bel 10, va a Campanella sul primo palo. Lo Bosco sempre importante anche in fase difensiva, come già successo in precedenza negli altri calci piazzati. Tutti i palloni sul primo palo sono quasi sempre roba sua. Guarda le mani in aria! Batte Ficarrotta, tutti dalle parti di Furnari a cercare di dar fastidio. Ficarrotta sempre a cercare il primo palo. Furnari bene, attento in questa occasione. Poi ancora il 10, ancora della porta, finta, va sul destro, lo Nigro lo scherma, se l'è portata fuori Ficarrotta, anzi l'ha tenuta in campo, però il campo era finito, non poteva far più nulla. Poi lo Bosco a appoggiarsi da Lonigro, che va lungo verso Sferruzza, si impegna il 9 del Marsala, passa su Oddo, ancora Sferruzza a mettersela sul destro, Oddo lo insegue, non c'è fallo. Bravo il 18 nella seconda fase più che nella prima, in cui aveva un po' rischiato nel duello fisico con Sferruzza. Lupo, Oddo mette il corpo tamponato a Rosciglione, fallo. Adesso arriva un cartellino per un dirigente del Marsala. O comunque qualcuno nella panchina ospita fa parte dello staff. Lupo, Grimaudo, Campanella verticale, trova bene fra le linee da Daguan, che vuole andare di prima a cercare Idrissu, però è partito con qualche istante in ritardo. Poi Tarantino mette il corpo, Idrissu la tocca, rimessa laterale. Con le mani Tarantino, Vincenzi non arriva, adesso sì, davanti allo Bosco che mette il corpo su Campanella, si trattengono i due, in qualche modo lo Bosco riesce a mandarla avanti da Sferruzza. Occhio, tanto spazio per Canino che ha ancora fiato, torna all'Accademia per cercare di andarsela a riprendere con il Lupo, che però lo stende. Non una giocata molto astuta da parte del numero 4, visto che erano in 4 contro 1. Invece è bravissimo andarsi a prendere questa punizione e far salire, respirare i suoi, che ormai da più di qualche minuto stanno soffrendo dalle partite di Furnari. Come ha urlato Giardino in presenza dei suoi compagni, c'è da soffrire
questo finale di partita. Cerca di rendere la sofferenza più piccola. Lo Nigro adesso cerca di abbassare questo livello di sofferenza con questa punizione. Il capitano del Marsala che va col sinistro a girare sopra la barriera. Grimaldo però è attentissimo e l'aspettava lì. Puleo, Lupo spala la porta, lo presta Lo Nigro, mette il corpo Lupo a lottare i due capitani. Ha preso fallo quello dell'Accademia dopo l'uscita di Cammareri. Boschi ha girato da Daguan, non c'è spazio per seguire Ficarrotta. Ovviamente adesso quelli del Marsala gli riservano un trattamento speciale. Lupo ne ha ancora per cercare di offendere sull'out di sinistra. Bene Canino con il rimpallo. Lo Bosco voleva andare profondo da Sferruzza. 8 però lo stende, si salva però dal cartellino. Rimane a terra Lo Bosco. Per a terra Lo Bosco ha bisogno del ghiaccio spray. Guadagna qualche minuto importantissimo per far respirare i suoi in vantaggio di un gol sull'Accademia Trapani in un momento importantissimo della partita e anche del campionato. Si riparte. Lungo di Giardina, Sferruzza in mezzo ai centri dell'Accademia, gamba tessissima qui di Agnello sulla testa di Rosciglione, rimane a terra. Non arriva però anche in questo caso il cartellino. Ancora Lo Nigro sul pallone. Ovviamente non rientrano più l'area di rigore come precedenza gli uomini del Marsala con tutte le torri. Infatti stacca Puleo e il Lupo però a fare ripartire. Buongiorno, bella sponda, Idrissu prova ad accelerare. Lo Bosco addirittura ancora a non mollare mai. Attaccante del Marsala che ormai praticamente fa il tuttocampista. Boschi vuole il pallone avanti. Nel dialogo con Daguanno. Puleo a girare verso Ficarrotta, pallone difficilissimo, complicatissimo, che gli rimbalza davanti e il 10 è riuscito a controllare. Cambio in casa Marsala, esce Tarantino, voleva fare la furbata di uscire all'altro lato. Intanto cambia anche in casa Accademia, esce Lupo, intanto è entrato Miliziano al posto di Tarantino. Qui andrà a battere, rimessa laterale, entra Gambicchia al posto di Lupo.
con le mani Miliziano, lungo il pallone, a Boschi non arriva, si impegna Agnello e spazza il pallone in cielo. Bene Miliziano con il primo pallone della sua partita a chiudere su Ficarrotta, poi Gambicchia, un lungo lancio, Agnello petto, sinistro era Buongiorno, poi Agnello, Campanella, rimpallo, vuole il fallo, Campanella, si è andata a riprendere però Vincenzi, Lo Boscone ancora per sprintare sull'out di destra, fu il gioco netto poi di Vincenzi. Ho già giocato Gambicchia e Puleo, verticale il pallone verso Agnello che sposta, forse caduto solo, sì, secondo il direttore di gara, infatti non c'è fallo. Boschi, Daguanno, avanza il 6, spazio da prendersi, va profondo verso Ficarrotta, chiusura di Fradella, lungo lancio, pallone non è uscito, ancora sulla linea, anzi adesso sì, è arrivata la segnalazione del guardalinea. Campanella a Boschi, si gira passando da Grimaudo, Puleo sposta bene, prende il centro del campo, Campanella, Daguanno, non c'è spazio per servire Ficarrotta, si controlla a seguire Miliziano sulla corsa, teoricamente ne ha di più fiato rispetto al 10, lo chiude il 77, calcio d'angolo, salgono le torri dell'Accademia, batte Ficarrotta, minuto 92, non abbiamo visto la segnalazione del recupero da parte del direttore di gara, batte Ficarrotta e dentro il pallone che passa sul destro di Gambicchia, che però non ci ha creduto, non l'ha vista probabilmente arrivare la sfera alle sue parti, aveva tanti uomini davanti, 17, e non l'ha toccata. Ovviamente adesso il Marsala con le unghie e con i denti cercare di far passare il tempo, si avvicina sempre di più 3 punti fondamentali per correre di Tallicata. Canino avanti, Lo Bosco ancora a metterla giù alla grande, che partita del 32, mette il corpo poi su Oddo, gira il pallone alle parti di Miliziano, anche Ficarrotta ancora a correre in fase difensiva, lotta nel 77 il 10, è nervoso adesso anche Ficarrotta, ha battuto Faboschi, gestisce Ficarrotta, deve cercare il pallone lungo per i suoi, va morbido da Campanella, Lo Nigro ha capito tutto, sale la difesa blu, ancora Ficarrotta a cercare il lancio alle parti di Puleo che si impegna, Canino fa scorrere con la testa, vediamo se va rimessa laterale, Puleo si impegna a lottare i due, Canino mette il corpo, il pallone termina fuori, una giocata senza senso di Canino che regala il calcio d'angolo a Buongiorno, bravissimo comunque a crederci. Canino cerca di ispirarsi a un direttore di gara, ma ormai il calcio d'angolo è stato dato, Ficarrotta non ce la fa più, allora batte Campanella dentro, Furnari con i pugni e poi fallo in attacco, fallo in attacco con Miliziano che è rimasto a terra, deve aver una punizione non importante ma di più per il Marsala. Lungo il lancio di Giardina, si impegna Rosciglione e intrataccia di Agnello che ha rischiato tantissimo, non c'è nulla però per il direttore di gara. E allora Daguanno va avanti da Idrissu, fratello sotto per un attimo, Idrissu a sfidare tutta la difesa del Marsala, mette il corpo, non c'è fallo sul numero 9, insorge l'Accademia, insorge il pubblico di casa, ma non c'è calcio di punizione dal limite dell'area per l'Accademia.
ma fallo in attacco di Idrissu, cadendo ha trattenuto il pallone con le mani, ha visto così il direttore di gara ed è stata questa la chiamata. Lì sei in malafede, oh! Perché sai che se fischi la punizione vergognati! Senza palle sei! Lungo il lancio e arriva adesso il triplice fischio, il Marsala conquista 3 punti importantissimi nel derby con l'Accademia Trapani. Sprofonda sempre di più la squadra di casa, continua invece la corsa degli ospiti verso il primo posto occupato da Licata. Una buona serata da parte di Sgroi e Sportisini.